La parola d'ordine. Ma la parola d'ordine è noi con l'Italia, noi con la gente, noi con i cittadini vicini al territorio. Quindi credo sia una cosa significativa e importante dove insomma la fiducia dei cittadini nei riguardi dei politici si è allontanata tantissimo. Lo sa anche lui, alla vigilia delle elezioni politiche una delle missioni più difficili da portare a casa per i partiti sarà riconquistare la fiducia perduta, spesso meritatamente da parte dei cittadini. C'è bisogno di una nuova sferzata di energia al paese e Costantino Toniolo scommette sulla sua esperienza. Ha iniziato da sindaco di Caldogno, è diventato assessore della provincia Berica, è andato in consiglio regionale e ora punta al Parlamento dove portare le sue competenze sulle infrastrutture per risolvere i problemi di Vicenza. Io credo sia assolutamente necessario concludere praticamente l'anello intorno alle città, quindi la tangenziale nord, e soprattutto risolvere il tema una volta per tutte della Valdastico Nord, collegando alla A22 e quindi risolvere anche il problema del Trentino. Toniolo rivendica di essere stato il primo firmatario della legge sull'autonomia, quindi sposa la battaglia della Regione Veneto. Il suo obiettivo però a livello nazionale è una migliore gestione di enti, società partecipate e municipalizzate che assorbono molte, troppe risorse pubbliche. Devono essere assolutamente semplificate perché, diciamo così, sono un po' delle mangiatoie di risorse pubbliche. Ecco, quindi la volontà di portare questa esperienza su questi aspetti tematici proprio per dare un contributo, insomma, vicentino a questi temi.